Ciao, Ciao, nome e cognome, Manuel Pirino, occupazione. consulente del Partito Sardo d'Azione a Bruxelles. Se io ti dico la parola omofobia, tu cosa mi rispondi? Lotta per i diritti. Qual è l'azione politica che fai nel Partito Sardo d'Azione per i diritti degli omosessuali? Sono stato candidato come segretario cittadino, abbiamo supportato fortemente il registro delle unioni civili a Sassari, la manifestazione dello scorso anno con il patrocinio del Parlamento europeo, quest'anno addirittura con la segreteria nazionale e soprattutto a breve l'impegno in regione, spero, per l'approvazione della legge, facendo ottenere ai sardi la convinzione che la sovranità del popolo è più importante. E la Sardegna non è una terra omofoba, perché è una terra che ha subito e vive l'immigrazione, e questo fa sì che noi siamo uno dei pochi paesi al mondo ad aver conosciuto i figli, i padri, i genitori non immigrati, e quanto più che altri siamo in grado di essere una grande terra che accoglie e perciò essere in grado di sconfiggere tutte le discriminazioni. Il 23 giugno a Sassari c'è Diritti al Cuore, la manifestazione contro omofobia, razzismo e sessismo. Qual è il tuo contributo? Il mio contributo è la partecipazione personale e sicuramente la voglia di cambiare questa città che è ferma e legata a logiche, diciamo, di vecchie famiglie del potere. Scenderemo in piazza, parteciperemo alla manifestazione, indosseremo anche quest'anno la fascia rainbow per significare che Sassari può avere un sindaco gay, può avere un futuro migliore, può avere il coraggio, deve avere il coraggio di guidare questa nuova Sardegna. Mi fa già piacere di partecipare anche alla manifestazione del 23 di giugno e a Fura di Pindacci. Viva Sassari, viva il MOS e viva la manifestazione. Ci vediamo in piazza Università.